reggimento di formazione costituito da rappresentanze delle unità che hanno partecipato all'operazione Leone 37. Sono schierati dalla vostra sinistra la fanfara e la brigata di cavalleria Pozzuolo del Friuli. Fanfara, attenti! Riposo! Uno squadrone del reggimento Genova Cavalleria. Squadrone, attenti! Squadrone, riposo! Una compagnia del reggimento logistico Pozzuolo del Friuli. Una compagnia composta dal terzo reggimento Genio Guastatori, da rappresentanze del reggimento artiglieria terrestre a cavallo e del reparto comando e supporti tattici cavalleggeri di Treviso. Vengono resi gli onori al comandante del reggimento di formazione, colonnello Giacomo Tricasa, comandante del reggimento Genova Cavalleria, che assume il comando dello schieramento. Riparti del reggimento di formazione, attenti! Presentat! Onori al comandante del reggimento di formazione! Riparti del reggimento di formazione. Grazie. Reggimento di formazione,
di formazione. Oso. Fanno il loro ingresso il medagliere nazionale dell'Associazione Lagunari del Conflitto, dell'Associazione Nazionale dell'Arma di Cavalleria, dell'Associazione Nazionale Genieri e Trasmettitori d'Italia e dagli addetti e lavari delle associazioni combattentistiche d'arma e dei corpi logistici dell'esercito. Reggimento di formazione. Reggimento di formazione. Oso. Vengono resi gli onori ai gonfaloni dei comuni di Gorizia, decorato di medaglia d'oro al valor militare, Udine, decorato di medaglia d'oro al valor militare, accompagnati dai gonfaloni dei comuni di Artegna, decorato di medaglia d'oro al merito civile, Palmanova, Pozzuolo del Friuli, Remanzacco. Reggimento di formazione. Senti. Presentato. Onori ai gonfaloni decorati di medaglia d'oro al valor militare.
Reggimento di formazione. Reggimento di formazione. Oso. Vengono resi gli onori allo stendardo del Reggimento Genova Cavalleria, decorato di 2 medaglie d'oro al valor militare, 2 medaglie d'argento al valor militare e una medaglia di bronzo al valore dell'esercito, e alla bandiera di guerra del Reggimento Logistico Pozzuolo del Friuli, decorata di 2 croci d'argento al merito dell'esercito, che si inseriscono nello schieramento. Reggimento di formazione. Attenti. Presentato. Onori allo stendardo del Reggimento Genova Cavalleria IV e alla bandiera di guerra del Reggimento Logistico Pozzuolo del Friuli. Reggimento di formazione. Oso. Durante il mandato, ai sensi della risoluzione 1701 delle Nazioni Unite, i caschi blu appartenenti alla Brigata di Cavalleria Pozzuolo del Friuli hanno condotto numerose attività per il monitoraggio della linea della Blue Line lungo il confine israeliano. Attività congiunte con le forze armate libanesi nel sud del paese, nonché numerose iniziative di assistenza umanitaria alla popolazione locale, portate a termine tramite assistenza medica, corsi di formazione, donazioni, inaugurazioni e monitoraggio di progetti ed incontri con le autorità militari, civili e religiose. Tali attività, condotte con imparzialità e nel pieno rispetto della risoluzione ONU 1701, sono state fondamentali per mantenere e migliorare i rapporti di confidenza, fiducia reciproca e credibilità della missione ONU. La Brigata nel mese di agosto ha terminato il suo 7° mandato in Libano con i colori delle Nazioni Unite, lasciando la responsabilità alla Brigata Alpina Carolinense. La Brigata di Cavalleria Pozzuolo del Friuli trae le sue origini dalla seconda Brigata di Cavalleria costituita il 7 marzo 1835 dai reggimenti Piemonte Reale Cavalleria, Genova Cavalleria e Aosta Cavalleria. Durante la prima guerra di indipendenza, la brigata viene ricostituita con i reggimenti Savoia Cavalleria e Genova Cavalleria, concorrendo alla vittoriosa giornata di Pastrengo del 30 aprile 1848.
Prima di venire disciolta nel 1849, parteciperà ai combattimenti di Santa Lucia, Volta Mantovana, Mortara, Sforzesca e Novara. Ricostituita sui reggimenti Savoia e Genova, parteciperà nel 1859 alla Seconda Guerra di Indipendenza, battendosi per la difesa di Torino e partecipando alle offensive in Valsesia, Palestro e Vinzaglio. Nell'ottobre 1859 assume il nominativo di Seconda Brigata Corazzieri e il 6 giugno 1860 riprende la precedente denominazione di Seconda Brigata Cavalleria. Nella Prima Guerra Mondiale, costituita dai reggimenti Genova e Novara, inquadrata nella prima divisione di Cavalleria Friuli, partecipa il 24 maggio 1915 al primo balzo offensivo oltre frontiera fino ai ponti di Pieris su Isonzo. A Pozzuolo del Friuli, il 29 e 30 ottobre 1917, conduce un'aspra e tenace resistenza contro preponderanti forze avversarie, consentendo alla seconda e alla terza armata il passaggio dei ponti sul tagliamento. Per tale fatto d'arme riceve una citazione sul bollettino di guerra numero 891 del Comando Supremo. La prima e seconda brigata di cavalleria, specie i reggimenti Genova e Novara, eroicamente sacrificatisi, meritano sopra tutti l'ammirazione e la gratitudine della patria. Ricostituitasi nel 1918, durante la battaglia di Vittorio Veneto, passa in Piave il 29 ottobre e punta alla Livenza, dove, arrestata da forti retroguardie avversarie, con audace carica al ponte di Fiaschetti le travolge, meritando un'altra citazione sul bollettino di guerra numero 1200 del Comando Supremo. Nel 1926 è denominata Secondo Comando Superiore di Cavalleria, per poi riprendere nel giugno del 1930 il primitivo nome di Seconda Brigata di Cavalleria. Dopo il secondo conflitto mondiale, il 1 aprile 1957, si costituisce in Gradisca di Sonzo il comando di cavalleria che il 1 gennaio 1959 assume la denominazione di Pozzuolo del Friuli, a ricordo della località dove la brigata ha combattuto il 29 e 30 ottobre 1917. Il 1 ottobre 1975 la grande unità assume la denominazione di Brigata Corazzata Pozzuolo del Friuli con sede in Palmanova. Nel 1976 la brigata interviene con i reparti dipendenti per soccorrere le popolazioni friulane colpite da uno sconvolgente sisma. Per la meritoria opera di soccorso profusa a favore delle genti friulane, il Presidente della Repubblica conferisce alla brigata la medaglia d'argento al valore civile. Il 1 giugno 1991 la brigata riprende la denominazione di Brigata di Cavalleria Pozzuolo del Friuli. Il 31 ottobre 1996 il comando brigata si trasferisce a Gorizia. Dall'inizio degli anni 90 ad oggi la brigata, assieme ai suoi reparti, oltre a svolgere operazioni di Homeland Security, ha preso parte a numerosissime attività addestrative ed operative all'estero sotto l'egida delle Nazioni Unite, della NATO e dell'Unione Europea. In particolare vanno ricordati gli impegni in Albania, Bosnia, Kosovo, Iraq, Libano e Afghanistan. Vengono resi gli onori al Ministro della Difesa, onorevole Guido Crosetto,
che è accompagnato dal Capo di Stato Maggiore della Difesa, Generale Luciano Portolano, e dal Capo di Stato Maggiore dell'Esercito, Generale di Corpo d'Armata Carmine Masiello, passa in rassegna lo schieramento. Reggimento di formazione, attenti! Presentate! Onori al Ministro della Difesa! Stendardo del reggimento Genova Cavalleria IV, bandiera di guerra del reggimento logistico Pozzuolo e Friuli, fanfara della brigata di cavalleria Pozzuolo e Friuli, reggimento di formazione, pronti per la rassegna. Reggimento di formazione, reggimento di formazione, oso. Prende la parola il comandante della brigata di cavalleria Pozzuolo del Friuli, comandante del contingente Leonte 37, generale di brigata Nicola Mandolesi. Signor Ministro, vi rivolgo il mio deferente e sentito ringraziamento per la sua presenza oggi. Siamo onorati ed orgogliosi di averla questa mattina tra di noi. Ringrazio il signor Capo di Stato Maggiore della Difesa e il signor Capo di Stato Maggiore dell'Esercito non solo per la loro presenza, ma per la fiducia e la guida costante che ci avete accordato e che ha rafforzato la nostra capacità di operare con decisione in un contesto delicato e complesso come quello del teatro libanese. Saluto con amicizia il signor Sindaco di Gorizia, Rodolfo Guverna, sempre vicino alla nostra brigata, i cui messaggi ci hanno fatto sentire sempre il calore della nostra città e dei suoi cittadini. Mi inchino allo stendardo del reggimento Genova Cavalleria IV e alla bandiera di guerra del reggimento logistico Pozzuolo del Friuli, custodite dai loro comandanti anche in teatro operativo e dalle quali hanno sicuramente rivolto, ne sono certo, lo sguardo nei momenti difficili della missione, nella solitudine del comando, perché sono il simbolo che incarna il sacrificio ed i valori che guidano ogni nostro quotidiano vivo. Ringrazio anche per essere qui con noi oggi i familiari dei nostri caduti, capitano Massimo Fiducello e il primo caporal maggiore Matteo Bazzano. A loro il nostro ricordo, così come per il capitano Massimo Bucci e il caporal maggiore scelto Antonio Tarantino, e tutti i caduti e feriti che si sono sacrificati nell'adempimento del proprio dovere. Ringrazio i sindaci ed omaggio i loro gonfaloni presenti, i labari di tutte le associazioni combattentistiche d'arma,
e tutte le autorità civili, militari, religiose, i familiari, tutti i reparti e i loro comandanti presenti oggi. Siamo emozionati e fieri per l'affetto e la vostra vicinanza. Quando siamo partiti sapevamo che la missione che ci attendeva sarebbe stata molto diversa da tutte le esperienze passate. Avrebbe richiesto la capacità di adeguarsi a scenari complessi con continui, repentini e improvvisi mutamenti. E così è stato. Il contesto era fragile e continua ad esserlo tutt'oggi. Il conflitto ha lasciato ferite aperte, le tensioni sono state chiaramente percepibili e la missione prevedeva di imprimere un cambio di passo. Doveva dimostrare sul terreno che era viva, capace di incidere e credibile. In questo contesto il compito era chiaro, la nostra forza non si sarebbe misurata solo sul numero delle attività svolte, ma nella fiducia che saremmo stati in grado di costruire, soprattutto con le forze armate libanesi. Fiducia che è stata conquistata giorno dopo giorno, operazione dopo operazione, incontri dopo incontri. Fiducia non dichiarata, ma guadagnata con la costanza del lavoro e la determinazione che solo soldati disciplinati e professionali come voi hanno dimostrato di saper mantenere. Abbiamo reso la nostra presenza visibile, tangibile e riconoscibile, rafforzando la percezione di sicurezza e dimostrando che UNIFIL e il contingente erano e sono strumenti in grado di agire, di prevenire e di garantire, cooperando giorno e notte con le forze armate libanesi. Tutto questo non è stato merito di pochi, è stato il frutto di un lavoro collettivo: cavalleria, fanteria, artiglieria, genio, trasmissioni, logistici, assetti sanitari e della cooperazione civile e militare. Ogni reparto, ogni uomo e donna ha portato il proprio contributo, ognuno ha fatto la sua parte. Non è stato semplice, abbiamo letto turni intensi, mantenuto lucidità in condizioni di pressione, adottato procedure e l'addestramento svolto alle esigenze operative del momento. Abbiamo affrontato la fatica, la lontananza dalle famiglie, ma non c'è compito che non è stato assolto. Dalle delicate attività operative come la ricerca dei tunnel, dei depositi di armi, al continuo e costante supporto alla popolazione, rafforzando importanti legami di fiducia costruiti anche grazie al lavoro di tutti i contingenti e le brigate che ci hanno preceduto. Oggi, guardando a ciò che abbiamo fatto, non voglio elencare risultati o numeri. Il vero risultato è che ogni soldato che ha servito il Libano è tornato a casa consapevole di aver assolto la missione, di aver dato tutto senza risparmiarsi, rendendo onore al nostro tricolore, al Paese e alla Forza Armata, ma soprattutto ai nostri caduti e feriti. Il ricordo del loro sacrificio è stato e sempre sarà la guida sulla strada del dovere. Nell'assolvere la nostra missione fondamentale è stato il ruolo dei nostri cari, a cui rivolgo un ringraziamento di cuore per aver sopportato la lontananza e condiviso il peso della missione. Il loro sacrificio silenzioso è stato parte integrante della nostra tenuta. Ma soprattutto il mio grazie va a voi, soldati, e riprendendo le parole del generale Iannucci, comandante del comando operativo di Vertice Interforze, che ringrazio per la guida e il supporto di turno, non vi ringrazio per quanto fatto, ma per come lo avete fatto. Vi ho visto la vostra disciplina, la vostra determinazione, la vostra capacità di affrontare ogni situazione. Ho potuto servire con voi nella terra dei cedri con serenità, perché sapevo di avere con me dei reparti forti, coesi, affidabili, così come i loro comandanti a tutti i livelli. Siate orgogliosi e fieri del vostro impegno e dei risultati che con tanta fatica avete conseguito. Avete onorato i valori che hanno animato la brigata fin dalla sua costituzione e di cui quest'anno celebriamo il 190° anniversario. Dal 1835 i soldati e i cavalieri della brigata hanno scritto pagine gloriose della storia d'Italia. Lo avete dimostrato in ogni attività svolta in questi 2 anni in cui ho avuto l'onore e il privilegio di servire la brigata e che tra pochi giorni lascerò al mio successore, generale Bertazzo. Oggi siamo rientrati in patria, una missione è terminata, lo sappiamo, non è un punto di arrivo, ma un nuovo punto di partenza. Forti dell'esperienza fatta, dobbiamo essere pronti, addestrati ed animati sempre dallo stesso spirito che ci ha contraddistinto durante la missione, lo spirito dei soldati che non si piegano, che non arretrano, che sono addestrati e che sanno combattere e portare a termine il compito.
come avviene quando ci cimentiamo in quelle corse che poco hanno di atletico, ma tanto hanno di mentalità. Noi soldati le chiamiamo zavorrate. Corse lunghe sotto il sole che arde, con la pioggia che ci bagna fino alle ossa, completamente equipaggiati, zaino, arma, elmetto, giberni. Chilometro dopo chilometro la fatica cresce, la stanchezza che si fa sentire, l'arma e il peso dello zaino che sembrano volerci fermare, eppure non ci fermiamo. Si mantiene il passo, si continua a correre, il fisico conta, certo, ma quando la strada diventa sempre più lunga, quando il corpo urla, è la testa, è la mentalità del soldato a fare la differenza, è la convinzione, è lo spirito di sacrificio, è la volontà di assolvere il compito. Ecco, in Libano siamo arrivati in fondo alla zavorrata senza fermarci e senza cedere sotto il peso della fatica. Ce ne saranno tante altre, ma ne sono certo le terminerete tutte. Viva la Brigata Pozzuolo del Friuli, viva la Forza Armata, viva l'Italia! Prende la parola il sindaco di Gorizia, dottor Rodolfo Giberna. A me il gradevole compito di portare il saluto della nostra città, della città di Gorizia, al signor Ministro, il Capo di Stato Maggiore, alle autorità militari, alle autorità civili e religiose e soprattutto un grandissimo abbraccio, oltre che un saluto a tutte e tutti voi, a tutte quelle donne e tutti quegli uomini della nostra, consentitemi di chiamarla, della nostra brigata. Quando vi abbiamo salutato nel momento della vostra partenza, lo abbiamo fatto con grandissimo orgoglio, ma anche con grande apprensione. Siete state in modo brillante capaci di presidiare il territorio e di portare un importantissimo supporto alle martoriate popolazioni. Avete rappresentato certamente le organizzazioni internazionali, certamente il nostro paese, ma avete rappresentato anche Gorizia, la nostra città. Larga parte di voi vive qui, ha il marito, la moglie, i figli che frequentano il nostro territorio, la nostra città. Oggi vi risalutiamo con imputato, anzi aumentato orgoglio, ma con sentimenti non più di apprensione, con sentimenti di grande, immensa gioia. Grazie a tutte quelle donne, grazie a tutti voi, grazie alle vostre famiglie. Viva l'Italia, viva Gorizia, viva le Forze Armate. Prende la parola il Capo di Stato Maggiore dell'Esercito, Generale di Corpo d'Armata, Carmine Masiello. Reggimento di formazione, attenti! Reggimento di formazione, posto! Rivolgo innanzitutto un grato saluto al Ministro della Difesa, grazie signor Ministro per essere qui con noi oggi per manifestare ancora una volta la sua costante vicinanza all'esercito. Grazie per tutto quello che sta facendo in questo periodo di particolare complessità per dare all'esercito le capacità di cui ha bisogno per affrontare con serenità le sfide future. Porgo il mio saluto al Capo Stato Maggiore della Difesa, il generale Luciano Portolani. Ringrazio per la sua presenza che conferisce ulteriore lustro e solennità alla cerimonia di oggi. Saluto il Presidente della Commissione Esteri e Difesa del Senato, senatrice Crackman, e tutte le autorità politiche, civili, militari e religiose presenti. Saluti familiari, parenti, amici, rappresentanti di informazioni e non ultima per importanza la cittadinanza di Gorizia, che ringrazio sentitamente per il calore e la vicinanza che riserva da sempre la sua presenza. Mi inchino innanzi allo stendardo del Reggimento Genova Cavalleria 4 e la bandiera di guerra del Reggimento Logistico. Il mio pensiero speciale ai nostri caduti, ai decorati, ai feriti, in servizio e in congedo, che portano sulla pelle e nella propria anima i segni dell'attaccamento al potere. Ai familiari oggi presenti del capitano Massimo Fucelli e al primo caporal maggiore Matteo Manzani rivolgo l'abbraccio della famiglia dell'esercito.
Rendo omaggio ai gonfaloni della città di Gorizia Unica, decorati di medaglia d'oro alla guerra comunitaria, ai gonfaloni dei comuni di Artegna, Pozzolo del Friuli, Palmanovere e Manzano, nonché ai labari delle associazioni combattentistiche d'Italia. Mi sembra un secolo che sono venuto qui a salutarvi prima che partiste. Non vi nascondo il timore del comandante che vede partito tutti gli uomini, timore che avevo allora, e non vi nascondo la felicità che oggi a vedervi tutti qui, nati dopo aver assolto brillantemente la missione. Una missione diversa dalle altre. La Pozzolo è stata 7 volte in questo momento, e 2 volte particolari, all'inizio del 2007, quando abbiamo aperto un congiunto, e adesso recentemente in un momento di particolare tensione, dove siete stati capaci di dimostrare il vostro valore, le vostre capacità. E ve lo dico sinceramente, sapete che sono molto schietto con voi. Sapevamo bene che non era una missione facile. Sapevamo bene perché in quasi 20 anni ci eravamo abituati a questa forma di missione tranquilla, di vacanza in territorio libanese nella terra dei cedri, una missione di mantenimento della pace senza rischi, che invece è cambiata repentinamente. È cambiata andando verso quello che in termini tecnici si chiama il mission creep, verso un'evoluzione della missione che cambia connotati. Ed è quello il momento in cui i soldati dimostrano il loro addestramento. Quello è il momento in cui si dimostrano i nervi saldi, si dimostra l'addestramento, si dimostra quello che si è detto. E voi lo avete fatto. Perché sarebbe stato semplice reagire. A volte è semplice usare le armi. È difficile invece mantenere la strada per difendere, per onorare la missione. Vedete, molte volte sono stato accusato quando ho usato la parola guerra e dire che l'esercito si prepara per fare la guerra. Sì, è vero. Ma prepararsi per fare la guerra vuol dire prepararsi per difendere la pace. E quello che voi avete fatto in territorio libanese. Eravate pronti ed avete difeso la pace in un momento in cui la tensione era molto elevata. E quindi il mio bravo a tutti per come avete operato. Oggi festeggiamo anche i 190 anni della Brigata Pozzolo del Friuli. Celebriamo questa ricorrenza di una brigata che ha scritto pagine di storia bellissime, la storia del nostro esercito. Non ricorderò tutti gli eventi, tutti sanno perché vi chiamate Pozzolo del Friuli, tutti sanno il nome legato a un evento della prima guerra mondiale. Eugenio e Novara si sono immolati a beneficio della terza armata. Ecco, per quei ragazzi, per le migliaia di ragazzi, per le migliaia di soldati, che un nome di un ideale, un nome del tricolore, il nome delle cose belle che ci circondano, che hanno sacrificato la propria vita, che noi dobbiamo continuare su questa strada ed essere sempre pronti. Cambiano le tecnologie, cambiano le metodiche addestrative, ma il soldato con i suoi valori non cambia. Sono quelli per i quali siamo disposti a morire per i nostri cittadini, per l'Italia, siamo disposti a morire per i nostri fratelli nati. Onore, disciplina, lealtà, fedeltà al giuramento. Questi sono i valori che devono animare il soldato dell'esercito italiano.
sono certo che sono questi i valori che vi animano. L'ho letto quando sono venuto a salutarvi e lo leggo oggi nei vostri sguardi. Grazie, grazie perché ancora oggi, con il vostro comportamento, avete dato la forza a me, al comandante dell'esercito, di alleviare la responsabilità e la solitudine del comando. Sono orgoglioso di essere il vostro comandante. Viva la Pozzuolo del Friuli, viva l'esercito, viva l'Italia! Prende la parola il capo di Stato Maggiore della Difesa, generale Luciano Portolano. Reggimento di formazione, attenti! Comandante, grazie, dai pure riposo. Reggimento di formazione, riposo! Desidero innanzitutto rivolgere il mio cordiale saluto al signor Ministro della Difesa, onorevole Guido Crosetto, alla Presidente della Terza Commissione Affari Esteri e Difesa, senatrice Stefania Craxi, e associandomi alle espressioni di benvenuto già indirizzate dal Capo di Stato Maggiore dell'Esercito, dell'Armata Carmine Masiello, saluto il Sindaco della città di Gorizia, dottor Rodolfo Ziberna, il Prefetto di Gorizia, dottoressa Ester Pedullo, tutte le autorità politiche, civili, militari, religiose e tutti i gentili ospiti